God Save the Wine, siamo a Roma e siamo noi gli ospiti stasera, visto che Flaminia Formigli Fendi è romana molto più di noi, ma siamo felici di averla in questo bellissimo contesto, anche perché conosciamo l'azienda del padre, Formigli Fendi, tenuta alle cornie da qualche anno, e ci fa piacere che Flaminia abbia scelto di occuparsi in prima persona, quindi ti tocca gli oneri e gli onori. Stasera sei te e ci devi raccontare come sta andando la ripartenza, il mercato, chi chiede i vostri vini e come mai avete deciso di aggiungere un Sauvignon alla vostra gamma. Allora, innanzitutto grazie a voi. La nostra ripartenza è andata, devo dire, molto bene e grazie a Dio la gente vuole sempre bere il vino, e la scelta del Sauvignon e del Pinot Nero come i nostri vini di top gamma è perché noi ci troviamo a 700 metri di altitudine più o meno, e sono vini comunque molto particolari che vengono coltivati, hanno apprezzato molto il nostro terreno, mettiamola così. Mio papà ha avuto questa visione e poi ha voluto mettere il Sauvignon e il Pinot Nero, e devo dire che ci ha visto lungo perché siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto. Poi voi avete appunto probabilmente i vigneti fra i vigneti più alti dell'Umbria, e quindi se qualcuno deve provarci a fare insomma questi vitigni. Ma a te, ecco, tuo padre non ha passato nel Pinot Nero di Sauvignon, a te invece il Sauvignon te la faccio conoscere lui o già ti piaceva? Allora, sinceramente non era tra i miei preferiti, ma sicuramente adesso lo è, e quindi sicuramente grazie a mio papà che me l'ha fatto apprezzare in maniera particolare. Ecco, questa selezione di Sauvignon effettivamente ha un'intensità, una struttura, una aromaticità che, al di là del varietale del Sauvignon che si sente ma non preponderante, è proprio bello come struttura, come ricchezza, come complessità speziata, e effettivamente sfrutta benissimo il territorio. Anche la vendemmia, vedete il colore, un vino di grande estrazione ma sempre elegante, veramente bello. E invece, no prego, ma quando si beve bene, e invece ecco andiamo verso l'autunno, e quindi in autunno chiaramente si beve meno bianco, e quindi cosa scegliamo per l'autunno come abbinamento? Per l'autunno ti ho appena versato del Pinot Nero del 2018, sempre in purezza, e è un prodotto anche questo a cui teniamo particolarmente, e insomma siamo fieri del nostro risultato. Devo dire che con gli anni siamo riusciti a raggiungere una qualità del nostro prodotto molto alta. Pinot Nero, un abbinamento in casa Formigli Fendi, con cosa si beve questo vino? Ma diciamo che noi siamo amanti di carne, quindi direi assolutamente con una buona carne. Noi amiamo fare anche la brace, abbiamo proprio lì alla tenuta alle cornie una brace esterna dove cuciniamo molto spesso, ci riuniamo anche in famiglia e ci divertiamo. Può essere invitati, proveremo a essere invitati, vi racconteremo come sicuramente è un vino speziato, ricco ma anche leggero, elegante, come deve essere un grande Pinot Nero. Ma più che Pinot Nero direi che questo vino legge veramente il territorio, perché sa quasi più di Umbria che di Pinot Nero, quindi complimenti, è veramente un gran risultato, e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.